il fatto che ci sia una carenza di personale sanitario in questa regione non è un fatto discutibile, è un fatto oggettivo. E io capisco che il Presidente della Regione abbia in questi giorni messo in campo un tentativo di negazione del problema, dando i numeri, come si dice, ma non solo ha negato il problema che, guardi Assessore, è reale nella vita dei cittadini, ma soprattutto ha dimostrato, a mio giudizio, per la prima volta in 15 anni, di essere lontano dalla percezione che i cittadini veneti hanno del servizio che i medici e il personale sanitario dà ai cittadini. Ed è grave che il Presidente della Regione, anziché assumersi la responsabilità di un problema oggettivo, lo neghi con una conferenza stampa dando i numeri. È grave il fatto che non si voglia far carico pienamente della responsabilità. Non ho detto che sia colpa sua, ma la responsabilità sì. Perché in Veneto la spesa per il personale sanitario è una tra le più basse in Italia. Non lo dico io. Perché quando il governo certifica i LEA, e allora va bene, deve valere anche quando certifica la spesa sanitaria. E quella del Veneto per il personale è una delle più basse. L'8% dei cittadini veneti sono senza medico di medicina generale, l'8%. Mancano circa 1.500 medici in questa regione, 3.000 tra infermieri e operatori. Troviamo insieme le responsabilità, troviamo insieme come risolvere la situazione, ma non si può negare il problema. Non si può dire che in questa regione non è vero che i medici se ne vanno perché sono pagati abbastanza. È offensivo. Non si può dire facciamo un applauso ai medici quando recuperano le liste d'attesa e poi dire sui giornali che sono già pagati abbastanza, che continuino a lavorare senza lamentarsi. Il tema delle liste d'attesa, Assessore, è un tema che certo può essere affrontato aumentando le ore di lavoro del personale, sebbene il meccanismo per cui io ho un appuntamento in attesa, mi telefonate, mi dite puoi venire domani e io dico no perché domani c'ho da fare, io vengo depennata dalla lista d'attesa. Quindi bisognerebbe anche vedere come poi i numeri di recupero sulle liste d'attesa si traducono effettivamente in quantità di prestazioni erogate. Però è evidente che è un problema che riguarda il Veneto e non solo, perché il blocco delle attività sanitarie durante la pandemia ha riguardato tutti, va affrontato costruendo una task force dedicata a questo tema che costruisca soluzioni precise. Il tema dei medici di medicina generale. Certamente c'è un problema di programmazione delle borse di studio, ma non si può negare il disagio che i medici di medicina generale hanno vissuto negli anni della pandemia e continuano a vivere e scelgono un'altra professione per questa ragione, anche per questa ragione. Ad esempio, aver investito qualcosina in più negli anni precedenti su quel percorso di costruzione dei gruppi di medicina integrata avrebbe reso più appetibile, più interessante, più utile, più soddisfacente dal punto di vista personale anche la professione del medico di medicina generale. E poi c'è il tema delle risorse, Assessore. Qua, guardi, io capisco la legittimità di chi si lamenta perché non ci sono mai abbastanza risorse. Però questo punto di vista è in contraddizione col fatto che lei stessa ci conferma che il Veneto, i soldi che riceve dallo Stato per erogare i LEA, li risparmia. Cioè sono di più di quelli che a voi servono per erogare i LEA. Quindi non è un problema di risorse. Così come ci ricordiamo benissimo che 2/3 delle risorse che lo Stato ha erogato alla Regione del Veneto per l'emergenza Covid in ambito sanitario sono state ferme per mesi e forse lo sono ancora nelle casse di Azienda Zero. Per chi il bilancio lo studia, queste cose se le ricorda. Ora, e vado a chiudere, è chiaro che siamo di fronte a problemi complessi. È chiaro che non tutte le responsabilità sono della Regione del Veneto. È altrettanto chiaro che non può essere che nessuna responsabilità sia della Regione del Veneto. Ora, se il problema è complesso, se le responsabilità sono anche di altri, ma anche della Regione del Veneto,
Come se ne viene fuori, a mio modo di vedere, Assessore? Con un confronto, mettendosi a discutere, a offrire dei punti di vista tra di noi, tra partiti politici, ma anche fuori di qua, con gli operatori, i medici. Ma se ci presentate degli emendamenti così pesanti dal punto di vista del contenuto, negando non tanto e non solo il confronto con le minoranze, che sappiamo quanto possa interessarvi, ma con chi poi la sanità la fa camminare sulle proprie gambe, sulle proprie fatiche, è davvero difficile pensare che si possa trovare una soluzione utile, efficace e soprattutto condivisa, perché la professione medica è una professione ad alta intensità di capitale umano. Sono le donne e gli uomini che fanno quel mestiere che rendono forte o fragile un sistema sanitario e non possono essere prese decisioni così importanti sulla loro testa. Possiamo applaudirli poi e chiamarli eroi tutto il tempo che vogliamo, ma la capacità di costruire percorsi condivisi è fondamentale per far funzionare le cose. Ecco perché, tornando appunto nel merito dell'ordinamentale, le ho già detto. Collega, il tempo. Chiudo, Presidente. Io penso che è meglio se, tenendo le idee di tutti e recuperando una modalità di confronto tra noi, sulle proposte che la Giunta, l'assessore Lanzarini ha fatto oggi tramite emendamenti, ci fermiamo e torniamo a discutere per trovare insieme la soluzione migliore per la sanità della nostra Regione.